Come imputato in attesa di giudizio, il Matera aspetta con ansia ma fiducioso il responso del giudice sportivo in merito al giallo della 50 lire verificatosi nel derby Matera-Potenza. Il fatto, che in settimana è stato oggetto di continui commenti che hanno portato alle più svariate interpretazioni, sta tenendo con il fiato sospeso la tifoseria sia per una questione di campanile che di classifica. A proposito di classifica, i pareggi di Jesina e Giulianova e soprattutto la sconfitta interna del Monopoli, risultati questi conseguiti domenica scorsa, hanno vivacizzato la zona alta della graduatoria, in quanto hanno più concretamente consentito l'inserimento di altre squadre nel discorso promozione. Ora Jesina, Giulianova e Monopoli, rispettivamente prima, seconda e terza della classe, sono fortemente insidiate da Teramo, Senigallia e Cattolica. Le tre di testa domani giocheranno tutte in campo esterno, per cui le distanze con le inseguitrici potrebbero essere ulteriormente ridotte ed in qualche caso addirittura annullate. Teramo Iesi, Forlì Giulianova ed il derby pugliese Galatina Monopoli sono pertanto gli incontri più attesi della settima giornata di ritorno. Per il discorso sulla promozione alla categoria superiore, il Matera, provvisoriamente attestato al settimo posto in classifica, è ancora in tempo a proporre la propria candidatura. Molto dipenderà infatti dalle tre gare che i biancazzurri disputeranno nei prossimi 8 giorni. La trasferta di domani a Ravenna, il recupero di mercoledì contro l'Osimana ed il successivo turno casalingo contro il Teramo potrebbero rappresentare per i materani l'occasione per un avvicinamento alle prime posizioni, per poi inserirvisi definitivamente in occasione del recupero contro il Martinafranca. Un programma ambizioso ma realizzabile. Tanto per cominciare, domani contro i romagnoli, gli uomini di Diego Giannattasio dovrebbero cercare, se non proprio di ripetere il 3-0 con cui si imposero nel turno di andata, almeno di evitare di prenderle. Il Ravenna, partito per un campionato d'avanguardia, ora si trova in una posizione di classifica piuttosto scomoda e la sconfitta interna di domenica scorsa ad opera del Forlì ha ulteriormente ridimensionato le sue ambizioni. Il Matera quindi domani si troverà di fronte ad una squadra bisognosa di punti e per niente disposta a ripetere l'esperienza del turno precedente. In definitiva, una partita da giocare con estrema attenzione da parte dei biancazzurri, in quanto dal risultato di domani e dall'esito del giallo della Manatina si potranno ricavare più concrete indicazioni sulle possibilità di inserimento della squadra lucana nel discorso promozione. Con molta probabilità domani il Matera si presenterà con la seguente formazione: Mattarollo, Chiricallo, De Canio, Ruffelli, Ghedin di Venere, Incarbona, Sassanelli, Apuzzo, Pavese o Tataranni ed Innella. L'incontro sarà diretto dall'arbitro Pozzati di Alghero.